Sfida ai piani alti, quella della 22esima giornata di Serie A quinto. Di scena al Palasile di Eboli ci sono la Meta Catania e la Feldi. Buonasera e ben ritrovati da Davide Menolascina. Squadre che hanno appena fatto il loro ingresso in campo fronte alla nostra postazione. Match che vede sfidarsi due delle big assolute del nostro campionato. Gara che si inserisce nel programma della 22esima giornata di Serie A e che andrà in scena tra pochissimi minuti. Petto bianco invece per la Meta Catania. Si può cominciare. Arriva Venanzio che cerca Filippino. Pallone alto. Palla alzata a cercare il destro di Gianluca che non riesce a inquadrare la porta. Palla sul fondo. Poi Ciavarria chiede movimento a Braga per lasciare lì la corsia di sinistra. Ancora Ciavarria vuole andare a calciare esterno della rete. Selusio chiede l'1-2 a Braga. Si passa poi da Mateus che vuole andare sul sinistro e sblocca la partita. Dopo 5 minuti e 15 secondi la Feldi trova il vantaggio con Mateus. Andiamo subito a rivedere la giocata. Un pallone calciato sotto le gambe di Pedro Siqueira. Ancora bene da Mateus che vuole far correre Selusio. Accompagna anche Ciavarria. Servito e Ciavarria entra in area di rigore. Parata di Pedro Siqueira. Dentro nuovamente anche Gianluca. Lo scarico sulla sinistra è per Musumeci. Accompagna ancora Gianluca. Palla sul secondo palo. Arriva Albertico e fa subito 1-1 per la Meta. Da una parte all'altra del campo, Albertico piazzato benissimo, parte tutto da Musumeci, assist di Gianluca, gol di Albertico e 1-1. Ancora Podda. Avanza lentamente, vuole un varco, finta il passaggio con la Suola, sceglie di andare poi a cercare la conclusione di Sacon, palla fuori, Podda. Gran palla davanti per Bocao che vince il duello. Ancora Bocao, parata di Dalcin. Palla poi allontanata. Podda la battuta del calcio d'angolo. Alza il pallone, ci prova Musumeci. Palla giocata corta per Musumeci. Fallo di Mateus. Arriva il cartellino giallo. Palla fuori. Capo Nigro cerca il destro. Vorrebbe corner la Feldi, ma siamo già dall'altra parte. Palla in avanti per Albertico. La mette a rimorchio. C'è un contatto con la mano e dunque rigore per la Meta. Parte Albertico. Con il destro e Dalcin para. La palla rimane lì. Albertico ancora fuori. Torna da Bocao. Contro movimento di Podda che viene poi a ricevere il pallone. Numero per passare sulla destra, grande scarico per Musumeci, ancora Dalcin bravissimo. Palla scodellata per il destro di Musumeci, Albertico sulla respinta, non riesce a metterla in porta, poi Podda cerca l'1-2 con Venanzio, Musumeci pulisce l'area di rigore, ancora possesso per la Feldi che poi perde il pallone, Albertico finisce per terra, c'è fallo. Corsa che parte da centrocampo praticamente per Musumeci. Va Musumeci e palla che si stampa sul palo interno. Ultimo lancio del primo tempo, va come al solito profondo, palla allontanata di testa, arriva il suono della sirena, finisce dunque la prima frazione e 1-1 tra Meta Catania e Feldi Eboli qui al Palasele. Eboli si riparte adesso con il primo pallone giocato dalla formazione rosso-blu, quest'oggi in completo bianco. Attenzione intanto Albertico, sfiora nuovamente il vantaggio, può riorganizzarsi la Feldi, rischia di perdere il pallone Bocao, arriva poi Albertico, ancora una gran giocata del numero 8, scarico, pallone in area di rigore, Gianluca sull'esterno della rete. Si muove Braga, è lui il destinatario del passaggio, carica il destro, parata di Pedro Siqueira. Pedro Siqueira, lancio profondo, attenzione all'uscita di Dalcin, Albertico con la testa non riesce a metterla in porta.
viene sempre cercato quasi a ridosso della linea di fondo. Attenzione, ancora un rischio per la Feldi e Dalcin riesce a evitare l'autorete. Perde il possesso, Silvestri attacca l'altra metà campo, buon lavoro di Caponigro che gli ruba il pallone. Echevarria punta all'area di rigore, scivolata di Musumeci che ha commesso fallo, e il secondo, arriva il rosso per il capitano della meta. Che alla fine va da Mateus, risponde presente Pedro Siqueira, la mette dentro, Dalcin allontana, attenzione perché adesso ovviamente c'è contropiede per la Feldi, palla recuperata ancora da Bocao, in avanti per Gianluca che sfiora il vantaggio in inferiorità numerica. Chiamato in causa Dalcin che serve subito il pallone sulla sinistra, arriva la conclusione vincente da parte di Echevarria, arriva il 2-1 della Feldi che sfrutta la superiorità numerica e trova il secondo vantaggio di giornata. Puntata dalla media distanza, ha anche toccato Pedro Siqueira. Lavrendi stavolta sulla corsia di sinistra, Lavrendi cerca di metterla dentro, Bocao in anticipo, attenzione poi Lavrendi che va in scivolata ed è già ammonito Lavrendi, secondo giallo in arrivo per lui, lo estrae adesso Colombin e quindi cartellino rosso per lui, mentre rivediamo il replay del contatto e quindi arriva anche l'inferiorità numerica per la Feldi Eboli. Pallone giocato per Bocao, cerca subito il secondo palo, Gianluca però non riesce a deviare verso la porta. Bocao riceve nuovamente da Podda, Bocao cerca il sinistro, la manda alta, ancora Sacon, calcia col destro, palla respinta. Attenzione, la palla ancora buona, Albertico la gira, alza Gianluca il pallone, non riesce però a scavalcare Dalcin, ancora super reattivo, già battuto Albertico, calcia e poi la mette sull'esterno della rete. Mateus prova a metterla verso Selusio, palo. Bella giocata di Echevarria, palla di ritorno e non riesce a metterla verso la porta. Sacon, palla per il destro da parte di Mario Musumeci, parata di Dalcin, Silvestri la mette dentro, arriva Giulio Musumeci, ancora Dalcin e poi fallo fischiato a Sacon con Calderolli che ha preso un colpo. Venanzio in avanti proprio da Filippino che protegge bene il pallone e lo gioca con la suola ancora sulla corsia di sinistra, prende posizione in area di rigore Filippino, cercato e mette dentro il pallone del 3-1, massimo vantaggio per la Feldi Eboli con il gol di Filippino quando mancano 3 minuti e 33 secondi alla fine della partita. Assist di Echevarria e a porta vuota Filippino col mancino mette dentro. Ancora Podda, Bocao ci prova col sinistro, palla di poco al lato, Sacon, buona palla tra le linee, Gianluca non calcia, verso il secondo palo, arriva Bocao a fare 2-3, la partita non è assolutamente finita, segna Wesley Bocao col quinto di movimento, carica tutta la sua squadra. Con pazienza alla meta. Bocao sul secondo palo con il piattone, 1,57 Gianluca. Sacon, destro verso la porta, Dalcin la blocca, vorrebbe anche calciare, ci prova dalla sua metà campo Dalcin, la mette dentro e 4-2 Feldi Eboli direttamente. Carlos Dalcin dalla sua area di rigore, può essere il gol che chiude la partita. Grande coordinazione di Dalcin, palla che batte anche sulla parte interna della traversa e poi si insacca. E arriva il triplice fischio, la Feldi Eboli batte
4-2 la Meta Catania, 13ª vittoria stagionale per la Feldi, che si prende l'applauso del Palasele. 4-2 il punteggio.